Niente, come diceva la dottoressa Visentini, questo è il primo di una serie di appuntamenti con cadenza quindicinale, quindi ci troviamo, potremmo chiamarli martedì dell'archeologia pubblica, che si ripeteranno ogni 15 giorni fino ai primi di maggio, fino al 2 di maggio. Ogni incontro sarà dedicato a un argomento diverso. Oggi io ho pensato di parlarvi naturalmente della mostra, perché tutto nasce dalla mostra di cui vi parlava la dottoressa Visentini, e che insomma forse qualcuno di voi ha anche già visitato, dal centro dell'impero, e il titolo, dove l'impero è l'impero assiro, nuove scoperte archeologiche dell'Università di Udine nell'antica Assiria. E io oggi proprio vorrei raccontarvi dove lavora il nostro progetto dell'Università di Udine, nella Valle del Tigri, nella Mesopotamia. In realtà a rigore siamo fuori dalla Mesopotamia, perché la Mesopotamia è la terra compresa fra il Tigri e l'Eufrate, quindi saremo a sinistra, qui a ovest di quello che vediamo in questa foto satellitare, ma noi siamo nelle pianure, come vedete, subito a est della Valle del Tigri, nel nord dell'Iraq, nel nord di quella regione autonoma dell'Iraq che si chiama Kurdistan iracheno, che è il vero protagonista del nostro viaggio nel tempo. Ecco, vedete, questo è il territorio che noi studiamo, è una regione molto grande di 3.000 km quadri nell'entroterra dell'antica città di Ninive, che fu l'ultima capitale dell'impero assiro nel VII secolo avanti Cristo, ragione per cui il nostro progetto si chiama Progetto Terra di Ninive, perché lavoriamo e per la prima volta nella storia della ricerca archeologica studiamo il retroterra di questa grande capitale, cosa che non era mai stata fatta fino a questo momento. Ma io brevemente vi vorrei soltanto raccontare quali sono gli obiettivi del nostro lavoro sul campo, per farvi capire una cosa, cioè che cosa. Tante volte quando io faccio presentazioni in pubblico sui risultati del nostro progetto scientifico in Mesopotamia, mi viene detto: ma sì, tutto bellissimo, ma bisogna andare fino là in fondo? Con tutta l'archeologia che c'è qui nel Friuli, che c'è qui in Italia, abbiamo Aquileia che ha bisogno di molti interventi, e io trovo che questa domanda sia naturalmente una domanda giustissima. Molte persone poi me la pongono in maniera molto diretta, altri invece, magari temendo di essere rudi o sgarbati, non me lo chiedono, lo chiedono in maniera più sommessa, ma in realtà è una domanda più che giusta e più che legittima. Che bisogno c'è? Perché andare a studiare il passato e l'archeologia dell'antica Mesopotamia quando l'Italia è così ricca di archeologia? Beh, una prima risposta, naturalmente molto banale, è legata al fatto che sapete, tutto la conoscenza nel mondo d'oggi è sempre altamente specializzata. Pensate soltanto alla medicina. Bene, noi archeologi non siamo diversi: chi fa l'ortopedico, chi fa il neurochirurgo fa il neurochirurgo, e se io mi rompo una gamba non vado dal neurochirurgo ma vado dall'ortopedico, possibilmente uno bravo specializzato nel raddrizzare le gambe rotte. Allo stesso modo anche l'archeologia è divisa in tutta una serie di branche, di settori molto specializzati. Io sono un archeologo del vicino Oriente Antico, così è la dottoressa Simi e tutti i miei collaboratori, e quindi il territorio dove noi lavoriamo per elezione è proprio il vicino Oriente. Ma in realtà questa sarebbe una prima risposta banale, anche un po' sciocca, certo cogente finché si vuole, ma insomma che non dà giustizia alla domanda. Ecco, la vera risposta sta nel fatto che la Mesopotamia, il vicino Oriente Antico, è stato il teatro dove si sono sviluppati tutta una serie di processi culturali che hanno avuto una ricaduta tremenda sulle civiltà anche posteriori, anche a latitudini diverse. Per esempio, quella che noi archeologi chiamiamo la transizione neolitica, cioè il passaggio da parte delle antiche comunità preistoriche a partire dall'11-10 millennio a.C., da una forma di vita basata sulla pesca, sulla caccia, sulla raccolta di cereali selvatici, di frutti selvatici, a una strategia di sussistenza di tipo produttivo, basata quindi sulla coltivazione di cereali, ma non soltanto di cereali, sull'allevamento di pecore, capre, bovini, maiali, e che è stato un cambiamento che ha interessato poi
in epoche più tarde anche tutta l'Europa e l'intero mondo, bene, ha avuto uno dei suoi fuochi, anzi il suo fuoco più antico proprio nel vicino Oriente Antico, nella cosiddetta, no, ve la ricorderete dagli studi del passato, nella mezzaluna fertile. Lì si è realizzato questo cambiamento profondo nella storia dell'umanità che ha fatto sì che noi oggi siamo quello che siamo. Se non ci fosse stata la rivoluzione neolitica nella mezzaluna fertile, certo noi saremmo molto diversi adesso, ma questo vale per molti altri aspetti. Il Vicino Oriente è stato il teatro di processi culturali di portata veramente epocale, come la nascita di società complesse, organizzate in maniera gerarchica, la formazione dei primi grandi centri urbani, la formazione delle prime entità statali, la nascita dei primi imperi territoriali. Primo di questi, insomma, in particolare è l'impero assiro. Quindi vedete, la vera risposta a questa domanda sta proprio in questo. Andiamo a lavorare nell'antica Mesopotamia, nell'antico Iraq, perché lì possiamo studiare fenomeni culturali che hanno interessato poi il mondo intero in epoche diverse successive e che hanno avuto il loro fulcro, la loro origine proprio in questi territori così lontani, ma come vedete così vicini a noi. Quanti imperi si sono succeduti nella storia dell'umanità fino ad arrivare all'impero zarista, all'impero sovietico, all'impero di Putin, che Putin sta cercando di ricostituire adesso, no? Quante espansioni imperiali abbiamo assistito. Bene, ecco, tutto questo nasce in origine proprio nel vicino Oriente Antico. Bene, allora questa chiacchierata di oggi vuole essere anche, come dire, una guida alla mostra. Per chi di voi non ha ancora visto la mostra, poi si andrà a visitarla, ne approfondirà oggi il filo rosso. Noi abbiamo studiato questa regione, una regione molto grande, 3.000 km quadri, quindi per intenderci mi pare che la provincia di Udine, giusto per darvi un'idea, sia una provincia di 5.000 km quadri, quindi più di metà della provincia di Udine, un territorio molto vasto, molto diverso, montagne, pianure, grandi valli fluviali, è un territorio soprattutto sul quale sapevamo molto poco. Perché sapevamo molto poco? Perché fino agli anni 2009-2010 il Kurdistan iracheno, come sapete, è stato una regione, come dire, instabile dal punto di vista politico, di crisi di sicurezza, crisi militare, no? Guerre continue, confronti armati fra l'esercito di Saddam e l'esercito dello Stato centrale iracheno e gli indipendentisti curdi, i famosi Peshmerga curdi che tutti avete sentito nominare, e questo ha fatto sì che la regione non potesse essere studiata da archeologi. Bene, noi abbiamo avuto la fortuna di poter iniziare a lavorare invece a partire dall'anno 2012 in una situazione che si era stabilizzata dal punto di vista economico, politico, sociale, soprattutto della sicurezza militare, quindi in assoluta sicurezza, e studiare questo territorio chiave nella campagna, diciamo, di Ninive. Territorio molto poco studiato, del quale conoscevamo prima questa dozzina, li vedete all'interno del riquadro bianco, una dozzina di siti indicati in rosso. Questi erano noti per ricerche archeologiche, nessuna di queste sistematiche e approfondite, ma avevamo qualche informazione. A che punto siamo adesso? Dopo vari anni di ricerca archeologica sul campo, ecco, questa è la mappa dei siti archeologici che conosciamo adesso. Siamo a quasi 1260 siti archeologici, dai 12 che conoscevamo precedentemente, e che si distribuiscono, no, nell'arco del tempo, come vedete, dalla preistoria più antica. Per la verità io qui comincio dal Neolitico perché non c'era spazio abbastanza, ma abbiamo anche siti ben più antichi, del Paleolitico inferiore, medio, superiore, insomma la preistoria, diciamo, più profonda. E la ricerca che noi abbiamo fatto ci consente anche di stimare il numero di insediamenti che esisteva in questa regione in ogni periodo, in ogni fase storica, e capire anche quanto erano grandi e avere quindi un'idea. Grosso modo, stiamo parlando di ricostruzioni precise, stiamo parlando di ricostruzioni di ordini di grandezza che riguardano anche il popolamento. Quindi questa curva arancione che vedete, che è basata sulla superficie insediata ricostruita in ogni periodo, che mostra dei picchi e delle fasi di decrescita e poi di nuovo di crescita in alcuni casi,
vi dà l'idea anche dello sviluppo demografico della popolazione presente in questa regione. Come vedete dal grafico, non voglio adesso entrare in dettagli, il periodo dell'impero assiro, quindi 1600 a.C., dal 1600 a.C. circa, è il periodo in cui la regione è massimamente insediata, la densità insediativa è più grande, il popolamento è più massiccio. Ecco, questa carta vi fa vedere dove ci troviamo noi. Vedete, i siti in bianco sono i siti che noi abbiamo scavato nell'entroterra di Ninive e i siti in nero sono invece le ultime capitali dell'impero assiro. Qui vedete la Ninive di cui appunto vi parlavo e che si trovano nel cuore dell'impero assiro, che si è formato progressivamente nel tempo, estendendosi in una spinta imperiale di conquista da parte dei sovrani assiri fino alla valle dell'Eufrate nel IX secolo, poi fino a prendere gran parte del Levante nell'VIII secolo, la Giudea, quindi il Levante meridionale, e addirittura tutto l'Egitto fino appunto a Tebe nel corso del VII secolo a.C. Quindi vedendo questa carta capite che cosa voglio dire quando parlo del primo impero globale, fra virgolette naturalmente, no? Perché non è esteso e non influenza il mondo intero, ma questo scacchiere appunto del mondo antico che arriva fino al Mediterraneo, dal Golfo Persico e dall'Oceano Indiano di fatto. Quindi il primo impero globale della storia. Nella nostra ricerca noi ci siamo posti un problema, una tematica che abbiamo cercato di affrontare e di risolvere. Noi tutto questo poi lo troverete nella mostra come filo conduttore della narrazione che cerchiamo di fare attraverso la mostra. Cioè abbiamo cercato di capire come si costruisce un impero, cioè come un impero si struttura dal punto di vista materiale nel territorio. Perché vi dico questo? Perché noi, grazie agli scavi condotti a partire dalla metà dell'Ottocento, del 1800, nelle capitali dell'impero, Siro, Assur, Nimrud, Ninive, Khorsabad, chi di voi è stato al British, al Louvre, ha visto i monumentali rilievi, no, che vengono dai palazzi dei sovrani di queste capitali, abbiamo potuto ricostruire informazioni molto dettagliate sulle capitali dell'impero, ma nulla sapevamo del territorio circostante. È come se noi dell'impero romano conoscessimo soltanto Roma, no? Con il suo impianto urbanistico, col suo Colosseo, i fori imperiali, no? Tutta la sua edilizia pubblica e privata, ma non avessimo la più pallida idea di che cosa succedeva nel territorio circostante, nel territorio del Lazio, nel territorio dell'Italia, nel territorio dell'impero. Questa era un po' la situazione che si dava per la ricerca scientifica e che noi abbiamo cercato di colmare, cioè di capire cosa succede nelle campagne delle capitali dell'impero e come la formazione dell'impero aveva trasformato, aveva strutturato anche dal punto di vista logistico queste campagne. E abbiamo capito tutta una serie di cose delle quali vorrei parlarvi brevemente, cioè sostanzialmente come veniva formato, come veniva creato, come veniva governato e gestito un impero così vasto che si estendeva dal Golfo Persico fino al Mediterraneo, addirittura fino all'Egitto. Quindi la prima cosa che si è compresa, e adesso voglio dire naturalmente un po' per ridimensionare come dire, il nostro delirio di onnipotenza, non ci siamo soltanto noi che lavoriamo su queste tematiche, ci sono anche altri colleghi che hanno contribuito a questo sforzo, ma diciamo che il nostro progetto ha dato un contributo decisivo perché ha avuto la possibilità per la prima volta di lavorare nel retroterra appunto della capitale Ninive. Nessuno ci aveva lavorato. Bene, abbiamo compreso prima di tutto come l'impero assiro, l'elite imperiale che governava l'impero affiancando il re, aveva fondato nel territorio dell'impero tutta una serie di grandi capitali monumentali, fortificate, e una serie di centri provinciali. Qui vedete le due capitali che si trovano nella regione che noi lavoriamo, vicino alla regione in cui lavoriamo, la città di Khorsabad, l'antica Dur-Sharruki, la fortezza di Sargon, fondata da un re che si chiamava Sargon
Carlo II alla fine dell'VIII secolo, e poi l'ultima capitale, questa è la penultima capitale, è Ninive, l'ultima capitale dove il figlio di questo Sargon, Sennacherib, trasporta la capitale alla morte del padre nel 705 a.C., ingrandendo enormemente questa città, che è una città di 750 ettari di superficie. Khorsabad aveva 320 ettari di superficie. Per darvi un'idea di che cosa questo vuol dire, vi posso dire che grosso modo Khorsabad era grande 3 volte il centro storico di Udine, e invece Ninive era grande 8 volte il centro storico di Udine. Quindi stiamo parlando di realtà urbane veramente monumentali per il primo millennio avanti Cristo, ma vengono fondati anche centri provinciali, alcuni di questi sono enormi, anch'essi. Questa è Arbela, l'antica Arbela, l'odierna Erbil, il capoluogo del Kurdistan iracheno, un centro urbano di circa 360 ettari di dimensioni, grande quanto le capitali. Quindi vedete, nel territorio fioriscono questi enormi centri urbani, o anche più piccoli di questi, che servono proprio per governare il territorio dell'impero. In questi centri ha sede il governo imperiale, il governo provinciale assiro. Esiste il governatore, si chiamava Belpahate, il governatore che governava appunto il suo distretto. Questi territori e queste città, soprattutto, che sono delle nuove fondazioni, delle città costruite proprio ad hoc per gestire l'impero, vengono popolate soprattutto in maniera artificiale, in qualche modo, cioè attraverso la deportazione di masse enormi di prigionieri di guerra. Un impero si regge sulla guerra, no? Si regge sulle conquiste, perché il re ha come missione principale che gli viene data dagli dei di estendere il territorio dell'impero, idealmente fino a farlo coincidere con l'ecumene intera, no? Pensate al nostro impero del ventennio, che aveva dovuto andare addirittura, no, sull'altra sponda del Mediterraneo, Libia, Etiopia, eccetera, no? Fenomeni ben conosciuti che riguardano, insomma, caratterizzano un po' tutti quanti gli imperi. Bene, da queste campagne militari il re assiro portava a casa che cosa? Grandi quantità di bottino di ricchezze, ma soprattutto grandi masse di prigionieri di guerra che venivano sradicate dal loro territorio, questo per come dire, reprimere ogni tentativo di ribellione, garantire la lealtà al re dei nuovi territori assoggettati, ma anche per disporre di queste masse di prigionieri di guerra che vengono raffigurate anche nei rilievi assiri, li vedete, mentre appunto vengono deportati. Bene, proviamo un po' a quantificare, per quanto lo si possa fare, queste deportazioni di massa. Vediamo di che operazioni si tratta. Si tratta di operazioni enormi per l'antichità, sarebbero enormi anche adesso. Vedete che soltanto nell'VIII e VII secolo, a partire dalla fine, diciamo, del IX secolo a.C. fino al VII secolo a.C., le iscrizioni dei sovrani assiri menzionano una deportazione di più di 1.200.000 prigionieri di guerra che vengono deportati dove? Vengono deportati dai territori conquistati, che fossero l'Iran, fosse l'Iraq del Sud, fosse l'odierna Turchia, l'odierna Siria, il Libano, giù fino all'Egitto, soprattutto nel cuore dell'impero, per fornire manodopera. Un impero ha bisogno, ha fame di forza lavoro. E poi adesso vi spiegherò perché. Ora, naturalmente questi numeri che sono contenuti nelle iscrizioni dei re assiri, che sono certo testi che hanno, insomma, una dimensione anche ideologica e propagandistica che va tenuta in conto, non vanno necessariamente presi proprio esattamente alla lettera. Insomma, stiamo parlando addirittura, insomma, di deportazioni veramente massicce. Vedete che ci sono molte menzioni anche di deportazioni per i quali non viene indicato il numero di prigionieri deportati, tanto che alcuni storici sono arrivati a ipotizzare addirittura un numero massimo di deportati di quasi 5 milioni, che appare francamente sovradimensionato. Sicuramente, secondo me, non era così, ma insomma fra 1 milione e 2 milioni di persone è una stima ragionevole. Bene, questi territori che venivano conquistati venivano quindi insediati con questi deportati di guerra, che diventavano dei coloni agricoli che dovevano coltivare, mettere a cultura
aree delle campagne dell'impero che prima non erano coltivate. Perché? Perché naturalmente l'impero era in una fase di crescita, di sviluppo enorme, con città, capoluoghi provinciali e capitali che crescevano a dismisura, ed era necessaria quindi una produzione agricola in continuo aumento per garantire la stabilità economica. Un impero ha fame di uomini, ha fame di risorse, ma ha fame soprattutto di cibo, e l'afflusso del cibo alle capitali deve essere costante proprio per evitare carestie, per evitare ribellioni, per evitare instabilità. Quindi è un fattore questo di importanza cruciale. Bene, come le sappiamo noi queste cose, mi direte voi? No? Ci racconta tutte queste cose, però bisogna anche dimostrarle dal punto di vista archeologico. Ecco, se vedete, senza entrare adesso in dettaglio, questo istogramma che vi fa vedere che nell'epoca dell'impero assiro, nella regione che noi studiamo, c'erano circa 320 insediamenti, nel frattempo sono anche di più, ma non importa. Nel periodo immediatamente precedente erano solo 196, quindi abbiamo un aumento di più del 60% del numero di villaggi agricoli che coltivavano appunto questo territorio, ma la cosa più importante è che di questi 320 siti 150, 151, quindi insomma quasi il 50% era costituito da insediamenti che prima non esistevano e che sono stati fondati, costruiti per la prima volta proprio per mettere a cultura in maniera più intensiva, per aumentare la produzione agricola nella campagna di Ninive. Quindi l'insediamento si infittisce, come se la pianura attorno a Udine prima fosse scarsamente insediata, e poi nel giro di un secolo e mezzo comincia a essere punteggiato ovunque di villaggi agricoli. Quindi questo mostra un aumento demografico, perché vengono stanziati i deportati di guerra, indica proprio un tentativo, peraltro riuscito, di aumentare la produzione economica. Questo è dimostrato anche da un altro elemento che abbiamo scoperto in questa regione e anche in regioni vicine, cioè che i sovrani assiri, per aumentare la produttività agricola dei suoli, che fino a quel momento erano coltivate soltanto sulla base della pioggia, pioveva, i raccolti maturavano, non pioveva, tanti cari saluti, il raccolto andava perso, carestia, fame, instabilità, ribellioni e grossi problemi naturalmente per la corona e per l'elite imperiale. Bene, per stabilizzare questa situazione e rendere affidabile la produzione agricola, cosa fa l'elite imperiale assira? Costruisce dei sistemi di irrigazione colossali per l'epoca, sarebbero colossali anche adesso, no? Vedete, queste linee rosse indicano proprio tutti i sistemi di irrigazione, di canali di irrigazione costruiti nel cuore dell'impero assiro, a cavallo fra l'Iraq del nord a destra, dove c'è Ninive e dove c'è la regione che noi studiamo, che è questa, e la Siria appunto orientale. Centinaia di chilometri di canali di irrigazione costruiti proprio nella prima metà del primo millennio avanti Cristo. Questi canali hanno dimensioni colossali. Guardate, questo canale che si trova qui nel territorio che noi studiamo è largo alla sommità 110 metri, profondo più di 20 metri, quindi immaginatevi cosa significa costruire con metodi tradizionali, quindi con la zappa, col piccone e con il cesto per rimuovere la terra e costruire questi argini artificiali, terreno per chilometri e chilometri per creare questi canali di irrigazione, tanto che questi, vedete, sono visibili in foto satellitari prese da centinaia di chilometri di quota, e guardate come questi grandi canali sono appunto visibili. Questi canali dovevano passare in alcuni punti dei corsi d'acqua stagionali che scendevano dalla montagna, le fiumare, in arabo si chiamano wadi, li chiamiamo così, e questi wadi, queste fiumare, all'epoca della stagione della piena, quando le nevi nelle montagne dello Zagros si sciolivano, naturalmente avevano delle piene che potevano essere molto violente, dal momento che questi corsi d'acqua stagionali intersecavano, incrociavano il percorso del canale, con le piene lo avrebbero distrutto. Cosa fanno gli ingegneri idraulici assiri? Sopraelevano il corso del canale costruendo un acquedotto, i primi acquedotti in pietra della storia, che non sono, come ci hanno
raccontato, almeno a me lo hanno raccontato, immagino a tutti quanti noi, fin dalle elementari, non sono gli acquedotti costruiti dai Romani a partire dalla fine del IV secolo, ma questi costruiti in realtà dai sovrani assiri quasi 4 secoli prima, a partire dalla fine dell'VIII secolo a.C. E noi nell'entroterra di Ninive stiamo studiando questo enorme sistema idraulico, appunto, di canali, di acquedotti, 5 acquedotti appunto di pietra, un sistema di irrigazione che aveva uno sviluppo di circa 340, un po' più di 340 chilometri fra canali artificiali scavati nella terra o nella roccia e corsi d'acqua come questi canalizzati, quindi sfruttati per far scorrere l'acqua appunto dei canali. E qui questi acquedotti, questo è l'acquedotto più grande che è stato scavato dagli americani negli anni 30, l'acquedotto di Gerwan, sulla cui parete, vedete, ci sono queste monumentali iscrizioni cuneiformi attraverso i quali il re assiro, che si chiamava Sennacherib, celebra la costruzione di questa opera pubblica, diremo noi oggi. Noi dice, vedete tutti i suoi titoli, re del mondo, re d'Assiria, eccetera, sopra fiumare intagliata nel terreno feci costruire un ponte di bianchi blocchi e quelle acque io feci passare su di esso. Abbiamo individuato anche altri acquedotti, questo è un altro acquedotto, vedete, che è stato coperto, questa è la parte che abbiamo scavato, la parte centrale dell'acquedotto è stata distrutta dalle piene dello Wadi, ormai non ne rimane più nulla. In alcuni casi abbiamo rinvenuto anche, vedete, altre iscrizioni cuneiformi attraverso i quali il re descrive la costruzione di questo sistema di canali regionali per oltre 340 km, costruito, indovinate in quanti anni, e lo dico dal paese lo dico sempre, no? della Salerno-Reggio Calabria, che è stata costruita, non so neanche in quanti anni, ma non certo in 15 anni, come Sennacherib costruì questo sistema idraulico di oltre 340 km di sviluppo. Questa carta a cosa serve? A farvi vedere l'impatto che la costruzione di questi canali ha sull'economia assira, cioè questi canali sono serviti veramente per rendere più affidabile la produzione agricola che prima dipendeva dalle piogge e che adesso invece dipende da un afflusso costante di acqua portata dai canali, ed hanno aumentato veramente questi canali la produttività dell'impero assiro, trasformando questa regione nel granaio di Ninive. Ecco, la risposta è sicuramente sì, perché vedete questo modello vi fa vedere come la costruzione dei canali abbia creato queste tasche, vedete, di centinaia, anzi di migliaia di ettari, un totale di 220 km quadri, che potevano essere coltivate sulla base dell'irrigazione, quindi con una produttività estremamente elevata. E noi anche sappiamo che produttività dava un terreno coltivato con la base dell'irrigazione e invece un terreno coltivato solo sulla base delle occasionali precipitazioni piovose, legate quindi alla pioggia. Questi cuneiformi ce lo dicono, ci dicono che in un regime basato sulla pioggia, di coltivazione basato sulla pioggia, un semiseminato dava circa 5 semi raccolti di cereale. Loro coltivavano soprattutto anche il grano, anche il frumento, ma soprattutto l'orzo, che era più resistente alla siccità, infatti, proprio per questo. Invece, in un regime irriguo, quindi con coltivazione intensiva basata sull'irrigazione, un semiseminato dava come risultato 15 o addirittura, a seconda della qualità dei suoli, anche 30 semi chicchi di cereale raccolti. Quindi vedete un aumento esponenziale della produttività agricola, che fa di questa regione nell'entroterra di Ninive, proprio come vi dicevo prima, il granaio della capitale. Dovete tenere presente che non resisteva la ferrovia, non resistevano ovviamente i camion per trasportare i cereali venivano portati via terra con carovane di muli, che però si mangiavano anche questi cereali per andare avanti, e quindi i cereali, per sfamare la grande capitale di Ninive di 750 ettari, non potevano venire da centinaia di chilometri di distanza,
perché la cosa non sarebbe stata redditizia dal punto di vista economico. Dovevano venire proprio dalla campagna di Ninive, dall'entroterra di Ninive, ed è molto probabile che questi canali abbiano anche messo a disposizione dell'impero assiro, che cosa? Delle straordinarie vie d'acqua, delle vie di trasporto, lungo le quali trasportare sull'acqua mediante chiatte, abbiamo raffigurazioni nei rilievi assiri di chiatte, grandi carichi, per esempio appunto di cereali, in maniera molto veloce e con un costo bassissimo. Quindi gli assiri, l'impero assiro plasma il territorio, lo dota di quello che noi chiameremmo infrastrutture logistiche, infrastrutture di trasporto, capoluoghi provinciali, capoluoghi amministrativi, capitali, vie di comunicazione, canali di irrigazione e anche vie d'acqua appunto di trasporto, trasformando il paesaggio naturale di questa regione in un paesaggio di tipo imperiale, nel quale il re lascia appunto i suoi segni, che sono che cosa? Sono le grandi iscrizioni cuneiformi celebrative che commemorano questa attività costruttiva del sovrano, come le iscrizioni di Geruan dell'acquedotto che vi ho fatto vedere, e sono in particolare questi enormi rilievi rupestri, in mostra ne vedete varie fotografie e anche una replica in scala 1:1 di uno dei rilievi rupestri di Faida che il nostro progetto ha scoperto negli anni scorsi, che rappresentano il sovrano in preghiera di fronte alle divinità principali del Pantheon assiro, no? Quasi a ricevere l'investitura, a dimostrare la legittimità del proprio potere e a certificare nei confronti delle divinità la sua attività di re costruttore di queste infrastrutture che hanno dato la fertilità, la ricchezza, l'abbondanza al paese mediante appunto i canali di irrigazione. Questo è il sito, un sito che si chiama Kinnis, che si trova con i suoi rilievi proprio presso la presa d'acqua, le opere di presa dei canali. Lì, nel punto in cui gli ingegneri idraulici assiri deviavano l'acqua dai fiumi, dai torrenti di montagna che scendono dalle montagne dello Zagros, qui vedete, oppure che raccoglievano le acque carsiche che arrivavano in superficie mediante sorgenti, gli assiri ponevano anche, scolpivano sulle pareti rocciose, sulle rupi, come nel caso della rupe di Kinnis, degli straordinari monumenti, vedete questo grande rilievo, dei rilievi più piccoli, sono addirittura 12, qui c'è un altro rilievo, qui c'erano altri rilievi, cioè tutti dei programmi scultorei che devono celebrare, commemorare questa grande infrastruttura costruita appunto dal sovrano. Questo è il rilievo più famoso, più monumentale, sono circa 12 metri, Francesca, sì, 12 di altezza. 10, vabbè, ecco, tala trinchetto, 10 metri di altezza, questo per darvi un'idea, insomma, anche della monumentalità del rilievo, che raffigura il nostro protagonista di questa storia, il re Sennacherib, protagonista anche della mostra, assieme al suo padre Sargon, che è rappresentato con i suoi emblemi reali, la tiara regale, la mazza da guerra, simbolo del potere regale, in preghiera di fronte alle statue, vedete che sono queste figure delle due divinità maschile e femminile, il dio Assur e la sua compagna, la dea Mullissu, le due principali divinità del Pantheon assiro, sono rappresentati stanti su delle piattaforme, indicare che sono delle raffigurazioni delle statue di culto che poggiano sul dorso di animali, qui vedete un leone, qui un altro leone, o esseri mitologici, questo dragone serpente, che sono appunto tutti animali attributo di queste divinità. Questo è il monolite che si trovava proprio presso la presa d'acqua del canale, dove il canale, dall'acqua di questo fiume l'acqua veniva deviata nel canale, lì a questo punto era presidiato da questo grande monumento che nei secoli è scivolato, vedete, si è spezzato in due parti ed è scivolato dentro appunto il canale, che era scolpito con questi esseri mitologici che proteggevano, avevano una funzione protettiva della porta del canale, un toro alato con testa umana, e qui vedete ancora il re in preghiera appunto di fronte al dio Assur, lo vedete bene qui in questo disegno, e sulla rupe 12 di queste nicchie arcuate che raffigurano il re in preghiera sotto i simboli delle 12 divinità
principali. Quindi vedete, sono tutti rilievi che hanno una forte connotazione religiosa, una forte carica ideologica e che celebrano proprio la costruzione da parte del re che firma questo nuovo paesaggio imperiale con i simboli del suo potere, la propria effigie, l'immagine della mia regalità e anche con la descrizione dell'opera idraulica del canale che lui costruisce in questa iscrizione cuneiforme, ahimè, questa molto mal conservata perché, come vedete, nel tempo questa iscrizione e questo rilievo sono stati utilizzati come bersaglio per il tiro a segno con armi da fuoco. Anche questo succede, qui vedete c'è un buco scavato perché in questa regione, nel nord dell'Iraq e anche in Turchia sudorientale, c'è diffusa nella popolazione questa credenza popolare, questa leggenda secondo la quale questi rilievi degli antichi re assiri, e anche non soltanto assiri, ce ne sono anche di più antichi, anche di più recenti, indicavano il punto in cui antichi re avevano nascosto tesori. Ecco che ora io vado con il piccone, fondo il rilievo, spacco la roccia alla ricerca dei dobloni d'oro che naturalmente non ci sono, ma intanto ho lasciato appunto dei buchi, vedete anche in vari altri siti, in altri rilievi sono danneggiati in questo modo. È il caso dei rilievi di Maltai, vedete, anche qui, questo fatto addirittura nel 2017 o 2018, quindi pochi anni fa. Non vi sto raccontando cose che succedevano 50-100 anni fa, sono cose che succedono tuttora. Vedete, anche qui il rilievo sfondato alla ricerca di un fantomatico tesoro che appunto non esisteva. E anche qui appunto una serie di rilievi costruiti sopra alla presa d'acqua di un altro di questi monumentali canali. Ma la scoperta più straordinaria l'abbiamo fatta a partire dal 2019, è un canale, il canale di Faida, scavato, vedete, nella roccia ai piedi di questa dorsale collinare di calcare, che prende l'acqua da delle risorgenti carsiche attraverso le quali l'acqua va in superficie e la portano ai campi da coltivare. Bene, lungo questo canale che si trova qui in questa regione vicino alla città di Dohuk, che è una città molto grande di 600.000 abitanti dove il nostro progetto ha la sua base, Kinis invece si trova qui e Gerwan, l'acquedotto, si trova qui. Ecco, qui si trova il sito di Faida. Qui vedete indicato in blu il canale che ha questo andamento molto irregolare, meandreggiante, perché deve seguire la pendenza naturale naturalmente del terreno, perché l'acqua va in discesa, non va in salita, quindi i costruttori dei canali assiri dovevano mantenere una pendenza costante e, per darvi un'idea della capacità tecniche straordinarie di questi ingegneri idraulici, vi posso dire che la pendenza è una pendenza costante dello 0,6 per 1000. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che su un chilometro c'è un dislivello di una settantina di centimetri regolare lungo questo canale che è lungo almeno una decina di chilometri. Quindi tutto questo con metodi tradizionali, non c'erano stazioni totali evidentemente, ma è possibile secondo me che avessero strumenti di cui disponevano anche i romani, come per esempio la livella d'acqua per calcolare. Io non sono profondamente convinto, ma insomma certo non lo posso dimostrare in alcun modo. Bene, la scoperta eccezionale è consistita non soltanto nell'individuazione di questo canale, vedete alimentato, vedete queste stelline azzurre indicano le risorgenti carsiche che alimentano il canale. È stata la scoperta lungo il corso del canale, li vedete questi puntini ops rossi, buonanotte, eccoci qua, di ben 13 rilievi che come questi erano scolpiti sulla sponda di roccia del canale. Questo qui è il canale, questa è la sua sponda a valle di roccia, questa è la sua sponda a monte, una sezione quindi a U, largo poco meno di 4 metri, profondo una cinquantina di centimetri, anzi meno, probabilmente una trentina di centimetri, e lungo la parete a monte del canale, scavato nella roccia calcarea, troviamo 13, ne conosciamo 13 fino a questo momento, ma forse ce ne sono di più, pannelli di dimensioni monumentali, no? Come questi che vedete, questo dopo il restauro, larghi quasi 5 metri, alti circa 1,80 m,
che raffigurano appunto il sovrano in preghiera di fronte alle 7 divinità principali del Pantheon assiro. Questo fra l'altro è il rilievo che noi abbiamo replicato sulla base di una scansione laser e utilizzando una stampante 3D, Serena Del Piccolo, che è l'autrice, no, di questa replica in scala 1:1, in scala naturale, che vedrete appunto in anteprima internazionale nella mostra. Per vedere questi rilievi bisogna andare in Iraq, sono scolpiti nella montagna, da lì non si spostano. Qui in mostra c'è una replica molto fedele, molto precisa, in scala 1:1, ecco qui vedete ancora altre panoramiche, qui siamo sul fondo del canale appunto, e questi straordinari rilievi con una visione notturna nella quale con le luci abbiamo voluto replicare un po', dare la sensazione dell'acqua che scorre appunto nel canale, e qui un disegno che dimostra anche i protagonisti di questa serie, di questa scena di preghiera, che è una scena naturalmente anche di celebrazione politica e ideologica del potere del re che costruisce questo sistema di irrigazione. Il re è rappresentato in preghiera di fronte, come abbiamo visto a Kidnis, al dio Assur montato sul suo animale simbolo, il dragone, la sua compagna Mullissu seduta in trono su un leone, il dio della luna, vedete qui come simbolo il crescente lunare, no? La falce lunare, su un essere mitologico che è simbolo del diluvio, un leone con le corna, le ali, le zampe anteriori di leone, quelle posteriori di grifone, vedete sono creature miste, no? Composte di parti di animali diversi e che hanno tutte proprio una funzione di identificare la divinità di cui esse sono l'attributo. Segue il dio della sapienza, il dio Nabu, di nuovo su un dragone, il dio del sole su di un cavallo, perché il sole è quell'astro che nel corso della giornata compie un percorso nella volta celeste, nell'immaginazione degli antichi mesopotamici e non solo, pensate al mondo classico, su un carro trainato appunto da una pariglia di cavalli, per cui il cavallo è il suo animale simbolo. Il dio della tempesta, il dio Hadad, che tiene in mano un mazzo di fulmini, un mazzo di folgori, è rappresentato stante sul leone con le corna e alato, simbolo del diluvio, e sul toro. Perché il toro? Perché nell'antica Mesopotamia si credeva che il toro fosse l'animale appunto simbolo del dio della tempesta, perché il rumore del tuono era scatenato dagli zoccoli del toro, del dio Hadad, che colpivano le nuvole nel cielo, scatenando così il temporale, le folgori e il tuono. E infine l'altra divinità femminile, come avete visto ci sono solo due divinità femminili, la dea Mullissu, moglie del capo del Pantheon, rappresentato più grande, il dio Assur, e la dea Ishtar, la dea dell'amore e della guerra, stante su di un leone. Bene, quello che abbiamo scoperto l'anno scorso, lo vedrete anche in mostra, chi seguirà le guide se lo sentirà raccontare dalle nostre colleghe, dalle nostre studentesse che faranno da guida. Quello che abbiamo capito è che questi rilievi erano dipinti. Per tanti anni ci si è chiesto se questi rilievi rupestri assiri fossero colorati oppure no, ma non si aveva una risposta perché tracce di colore non erano mai state trovate. Quello che noi però sappiamo è che il mondo antico è molto più variopinto di quanto noi pensiamo. Noi siamo figli del Medioevo, siamo figli del Rinascimento, siamo figli del neoclassicismo, pensate alle statue di Canova, pensate hanno numerose statue dal Medioevo in poi, o alle facciate delle chiese gotiche, queste chiese bianche di un bianco spesso abbacinante. È un mondo che non è mai stato un mondo policromo, è un mondo monocromo, sostanzialmente acromo, privo di colore, ma il mondo antico invece è un mondo policromo. Questa è una restituzione ipotetica di come poteva essere il Partenone, l'Ereteo con le Cariatidi. Questa è una ricostruzione molto precisa dell'Augusto di Prima Porta, fatto dalla Ashmolean Museum di Oxford, analizzando i pigmenti le cui tracce sono state trovate, quindi è una ricostruzione questa molto veritiera. Bene, i rilievi rupestri assiri che noi già conoscevamo, sparsi fra l'Iran, l'Iraq del Nord, il Libano e la Turchia sud-orientale, fino a questo momento non avevano restituito tracce di pigmenti. Invece i nostri rilievi
di faida che erano coperti, ecco questo forse non l'ho detto prima, perché questo canale si era riempito con i detriti erosi lungo il fianco della montagna dalle piogge che nel giro di pochi secoli dall'abbandono del canale, probabilmente alla fine del VII secolo, lo avevano riempito e in questo modo anche protetto le sculture. E quest'anno, restaurando questi rilievi, sotto uno strato di sporco particolarmente tenace, fatto di terra, di carbonati di calcio, legati alla roccia calcarea, alla decomposizione della roccia, abbiamo trovato appunto tracce di colore rosso come questo che vedete, che abbiamo anche restituito nella replica che vedrete in mostra. Quindi questo animale sicuramente il dragone del dio della sapienza, il dio della scrittura, se noi sappiamo scrivere perché questo dio, il dio Nabu, ci ha dato il dono della scrittura, era appunto rosso. Bene, questo è un dato di fatto ormai molto chiaro. La cosa interessante che abbiamo scoperto attraverso le analisi chimico-fisiche è che questo colore rosso era ottenuto con un pigmento rosso derivato dall'ocra, e che era stato legato con una proteina animale, molto probabilmente la caseina presente nel latte, utilizzato come legante per fissare appunto questo colore. Quindi attraverso le analisi, diciamo, chimico-fisiche e attraverso approcci interdisciplinari riusciamo anche a ricostruire le tecniche sia di produzione dei pigmenti sia appunto di decorazione di questi rilievi. Se proviamo a passare dal piano dell'osservazione oggettiva, scientifica, a un piano invece ipotetico, possiamo ipotizzare che se era dipinto di rosso il dragone del dio Nabu, probabilmente erano dipinti di rosso anche tutti gli altri animali, e da altri rilievi rinvenuti nei palazzi assiri, quindi in contesti più protetti dove i pigmenti si sono conservati, sappiamo che le barbe, i capelli dei sovrani degli dei erano dipinte appunto di nero, che molto spesso le bardature dei cavalli erano dipinte di rosso e di azzurro. Da qui questa restituzione, attenzione, ipotetica del rilievo come avrebbe potuto essere, un rilievo molto più policromo di quanto ci immaginiamo, e ecco, così questo sarebbe stato l'effetto se lo trasferiamo dal disegno ad una fotografia del rilievo restaurato. Per darvi un'idea, no, della straordinaria unicità di questo complesso di rilievi rupestri, vi faccio vedere questo brevissimo video. L'audio ahimè non funziona, vabbè, non importa, ci sarebbe un audio. No, c'è l'audio, no, non c'è l'audio forse. Vabbè, non è importante. Sì, dovrebbe esserci una musichetta sotto, ma non è così rilevante. È una visita guidata che abbiamo fatto, la trovate anche nel nostro sito web, poi vi darò anche le coordinate, per far vedere, appunto, far capire a chi non ha visitato il sito com'è fatto questo canale che vedete qui. Eccolo qua, questo serpentone che attraversa il territorio per oltre 10 chilometri, e poi appunto sulla sponda a monte del canale, scolpiti nella roccia, questi straordinari e monumentali rilievi che noi abbiamo documentato con le tecnologie più moderne, il laser scanner, per fare ricostruzioni e documentazione appunto molto precise, che adesso abbiamo scoperto essere stati dipinti, e di questi ne abbiamo individuati ben 13, quindi una densità. Alcuni sono, vedete, disposti in coppie, come si vede qui, uno affiancato all'altro, altri invece sono rilievi singoli, e questo è l'aspetto appunto che il paesaggio ha, e su questo tornerò poi fra un istante. Questo è il rilievo che abbiamo ricostruito quindi in replica in scala 1:1 nella mostra. Questa è la scansione appunto fatta con il laser scanner, che misura con estrema precisione una nuvola di punti di 7-8 milioni di punti per ricostruire una replica poi con una stampante 3D. E qui appunto la presentazione dei protagonisti, no, di questo ciclo religioso, cerimoniale, politico, ideologico, proprio, come vi dicevo prima, alla creazione di questi paesaggi imperiali nell'entroterra delle capitali del
dell'impero assiro. È un paesaggio questo, è un patrimonio culturale che però è terribilmente minacciato, esposto a rischi enormi, legati prima di tutto all'espansione delle attività produttive della vicina cittadina di Faida che vedete qui. Queste che vi sto indicando sono 4 fabbriche di forati di cemento che come vedete assediano molto da vicino il corso del canale, in parte lo hanno anche danneggiato. Qui si trova una fattoria che, come vi farò vedere per un istante, ha seriamente danneggiato uno di questi rilievi. Nel 2018 è stato costruito un nuovo acquedotto del villaggio e come vedete lo scasso per alleggiare la grande tubatura attraverso il quale passa l'acqua che per gravità poi porta l'acqua alle case della vicina cittadina di Faida, ha tagliato in 2 il canale e ha sfiorato uno di questi rilievi che si trova qui, solo per un miracolo non è stato distrutto. Questo è un rilievo che nel 2019 è stato scavato clandestinamente, come vedete anche danneggiato, no, con queste abrasioni, e questo è il rilievo di cui vi parlavo prima. Questo sono io che sto desolato nel punto in cui c'era uno di questi rilievi perfettamente conservato, fino a quando il proprietario di questa stalla ha deciso di allargare la sua stalla per bovini, ha chiamato un bulldozer che ha arretrato il fronte della montagna, vedete, ha tagliato la parte superiore di un rilievo che fino all'anno precedente, vi sto parlando del 2017, era perfettamente conservato, come dire, attraversato indenne 2 millenni, quasi 3 millenni di storia e in mezz'ora è stato ridotto ai minimi termini, come vedete qui. Quindi il sito di Faida è un sito sul quale noi siamo intervenuti assieme, come Università di Udine, assieme ai colleghi in un progetto congiunto della direzione dell'antichità proprio per salvarlo, perché abbiamo avuto la percezione, soprattutto negli ultimi anni, che le attività produttive, gli scavi clandestini, le azioni di vandalismo nel giro di qualche anno, se non avessimo fatto nulla, avrebbero interamente distrutto questo patrimonio culturale straordinario. Ragione per cui abbiamo recintato il sito con una grande recinzione per proteggerlo. Adesso il sito è custodito da guardie che sono presenti notte e giorno sul sito. Abbiamo restaurato i rilievi, li abbiamo coperti con delle coperture temporanee che fra 2 anni saranno sostituite da delle coperture permanenti che il Politecnico di Milano adesso sta studiando e che metterà a punto, e nell'ottobre dell'anno scorso, del 2022, abbiamo inaugurato la presenza del nostro rettore dell'Università di Udine, il professor Pinton, della direttrice del nostro dipartimento che fa capolino qui dietro, la professoressa Borean, l'ambasciatore d'Italia a Baghdad, il ministro della cultura del Kurdistan. Abbiamo inaugurato il parco archeologico di Faida. Nel futuro tutti questi siti, i rilievi di Kinnis, l'acquedotto di Geruanne, i rilievi di Maltai, i rilievi di Faida saranno restaurati grazie a un grande finanziamento messo a disposizione dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, e creeremo il grande parco archeologico del sistema idraulico di Sennacherib, parco archeologico che abbiamo già disegnato, abbiamo già progettato, e qui ne vedete la pubblicazione. Chi è interessato può vedere questo sito web che dà tutti i dettagli circa la progettazione del parco archeologico di Sennacherib, e qui vi faccio vedere delle restituzioni, dei rendering di come sarà il sito di Kinnis quando sarà restaurato. Cominceremo appunto quest'estate. Questo è il monolite scolpito che adesso è scivolato dentro il fiume, che vedete qui noi idealmente abbiamo già restaurato, ricomposto e rimesso nella sua posizione originaria, alla presa d'acqua del canale che prendeva l'acqua appunto dal fiume Gomel e la trasportava poi appunto fino a Ninive. Qui vedete un'altra veduta del sito di Kinnis con tutti i rilievi restaurati, il canale, il fiume, la presa d'acqua appunto del canale, il sito di Maltai,
che dovremmo rendere accessibile perché è costruito a mezza costa appunto della montagna che domina dovunque, il sito di Gerouan, insomma tutta una serie di lavori che condurremo nei prossimi anni proprio per non soltanto proteggere e restaurare questo straordinario e unico patrimonio culturale dell'umanità, ma anche perché questo è il dovere dell'archeologia e di noi archeologi nel terzo millennio, restituire alle comunità che vivono nel territorio questo patrimonio culturale di cui loro sono in larga misura ignari, che è quasi sconosciuto, abbandonato, negletto, esposto al vandalismo e alla devastazione, proprio perché loro lo comprendano, lo facciano proprio e in questo modo si facciano loro stessi i primi protettori di questo patrimonio culturale. Se queste comunità non comprendono il significato e l'importanza di questo patrimonio culturale, noi potremo fare tutto quello che vogliamo per proteggerlo, ma questo patrimonio culturale non potrà mai sopravvivere. È soltanto da un connubio, da una cooperazione profonda, proprio in termini di archeologia pubblica, che è la ragione anche che ci ha portati qui tutti insieme oggi, che può scaturire una protezione sostenibile e virtuosa del patrimonio culturale. Questo è quello che l'Università di Udine sta appunto cercando di fare. Per chi volesse avere informazioni più approfondite, nel nostro sito web, il nostro canale YouTube, con tutta una serie di video, filmati, ricostruzioni 3D che vi consentiranno di approfondire la conoscenza di questo patrimonio culturale così lontano, ma in fondo anche così vicino, e che potrete anche vedere nella mostra sul centro dell'impero assiro fino al 30 di aprile di quest'anno. Grazie mille per l'attenzione.